Inizia il Consiglio Comunale, Daniele basta per cortesia fare l'appello. Bagaggini, Presente. Capocchi, Celone, Parezzini, Benzi, Rossi, Piccini, Vecchini, De Muro, Sacchi, Venier, Baffoni, Brocchi. Do inizio al Consiglio Comunale con una comunicazione. La dottoressa Roglio Emanuela non può essere presente, ha avuto dei problemi di salute immediati, devo dire, è successo all'improvviso, la mattina in vita, mi ha detto che il Consiglio quindi all'ospedale, quindi si scusa, ma ha chiesto di rimandare le sue due mozioni che sono punte all'ordine del giorno. Io credo che con una questione di opportunità manderemo le due mozioni che la Sprolli ha chiesto di rinviare. Io ho chiesto per correttezza che abbiamo aumentato all'improvviso per una questione tecnica un punto all'ordine del giorno, chiedendo che seppur non è arrivata magari nelle ore in tempo utile si poteva fare soltanto il garante delle informazioni, quello che ci chiede la Regione per il discorso del piano strutturale obbligatorio per legge, quindi si fa la modifica soltanto, ma è una questione soltanto tecnica, non è una questione eccetera, e mi ha detto che lo potevo fare, perché era giusto che mi si comunicasse. L'altra comunicazione che mi ricordava il nostro carabiniere era quella che nel primo Consiglio Comunale che ci si vede dopo che sono successi anche il discorso dei rifugiati che sono venuti a Piazza Castagnaio, ad oggi, come poi avevo comunicato con altri mezzi, questi rifugiati sono delle persone veramente tranquille, delle persone in cui non si può eccedere nulla, educate, persone per bene, sono rifugiati politici, come ci aveva detto il prefetto, che sono qui soltanto, non sono già riconosciuti rifugiati politici, sono in attesa della formalizzazione, sono stati prima a Picodoccia i mariani, invece quelli delle Seneca erano stati a Cetona, quindi persone già conosciute nelle nostre zone come persone per bene. L'unica cosa di cui dovrò fare un punto della situazione col prefetto per dire che le cose stanno andando bene eccetera, e capire come inserirli nella comunità, perché dovranno rimanere qui improrogabilmente fino al 31 dicembre, poi il 31 dicembre vanno via, per cui questo è comunque una comunicazione che mi sembra doverosa di dover fare, così è. Possono essere un'opportunità volendo. Gente che fugge dalla guerra, dalla fame, dalle persecuzioni. No, condivido in pieno, non è che... Devo dire che ho fatto, la mia era stata soltanto un'opposizione all'inizio formale, per il semplice fatto che non ero stato informato, mi ci è stato detto con 2 giorni d'anticipo che comunque... Questo non c'è sembrato... Cioè non è sembrato strano essere avvisati con così poco. 2 giorni d'anticipo. Siamo stati avvisati di giovedì, sono stato... Ai prefetti, non sono decisioni dei prefetti. No, allora la cosa l'ho detta il motivo per cui sono stato avvisato dall'improvviso è che queste persone vengono allocate secondo decisione dal prefetto in quella località, ma dove hanno trovato un punto non di accoglienza, un punto dove abitare, no? C'è stata una gara, perché non è che volevamo, c'è stata una gara, c'è stata a Chiusi, Chianciano, in diversi paesi, a Piazza Castagnaio una cooperativa che non è la cooperativa Punta a Capo, ma la cooperativa regionale, che poi si abbazza però tra la cooperativa Punta a Capo,
aveva recepito questo locale che era il Capriolo, tanto per essere chiari, però non era detto di non lo dire più, perché se Capriolo non vinceva la gara, questi sarebbero andati da altre parti. Al momento che Capriolo ha vinto la gara, e questo è successo di giovedì, io sono stato avvisato telefonicamente, dovevano arrivare, io ho detto io sono a Roma, eccetera, addirittura in un momento anche un po' particolare per la casa salute, ho detto aspetto che lei ritorni, il martedì sono tornato, sono andato a Siena e mi ha detto la gara era venuta da loro e che quindi avrebbero. Quindi è questa la tempistica che c'è stata. I rumor che c'erano è che il Capriolo lo stavano sistemando perché sapevano di aver partecipato alla gara, forse sapevano che c'era delle buone speranze, eccetera. Io un po' se c'è visto queste cose. Quindi... I rumor forse sono non a sentire, fatto di così poco. Questo è avvenuto, non potevamo fare comunicazioni finché non. Addirittura il giovedì il prefetto mi ha detto hanno vinto, però prima di decidere voglio parlare con lei, voglio capire, eccetera. Quindi nemmeno sebbene la gara era vinta poteva si trovavano Quindi non si posava la prima Capriolo, il Capriolo l'ha saputo contemporaneamente a me, che ho vinto la gara. L'ha saputo contemporaneamente. Il giovedì l'ha saputo, aperta la gara, il prefetto mi ha chiamato precisamente alle ore 17:30, quindi questo è stato. Capriolo è stato No. Sì, ho partecipato alla gara. Capriolo è stato affittato come struttura, che è stata una cooperativa. Sì, ma è stato requisito. No, che requisito? Il Capriolo, il proprietario del Capriolo ha affittato alla cooperativa, ha messo a disposizione della cooperativa, eccetera, eccetera. Non c'è stata una requisizione. Bene, primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale istituto precedente, se nessuno c'è da recepire, che approva, approvato all'unanimità. Allora invece il punto 2 è cessione terreni in Pippe, Casario Corto, questo Ennio, su se ne sai qualcosa? Per voi te lo leggo, c'è una formalità di una cessione di Pippe. Io ho visto la cartina dove sono indicati questi terreni, leggendo cessione di terreni a casa del Corto, dico chissà qual grande estensione, visto che sono residui di particelle. Sono residui di particelle che erano stati dati, non erano accettati, che non erano stati messi con i proprietari, una questione tecnica, l'ufficio tecnico con i proprietari precedenti. Comunque queste C'è il parere questi dell'ufficio piccoli tecnico. residui di frazionamento vengono ceduti al comune, da proprietari Sì, privati prima. attraverso Certo. in totale la sua c'è, visto che sono molto piccoli, in totale quanti ettari? 1900 metri. Ma io l'ho detto provocatoriamente, lo so che erano residui di particelle. Anziché metri quadri 1910, anziché 1910. Eventuali quote da parte di 300 euro potessero ancora con proprietà, sono 1910 metri quadri. Il comune rimangono le spese Sì. non Sì, però è obbligatorio. Sì, visto cessione terreni, chissà quale estinzione, poi ho visto la carta. Cessione gratuita dei terreni all'interno del PIB e Casa del Conto da parte degli eredi di Traversi Giuseppe, che allora non aveva ceduti gratuitamente, sono stati ceduti ora per il discorso del completamento del PIB. Poi, statuto comunale modificato. Ah sì, che approva, approvato all'unanimità. Allora, terzo punto all'ordine del giorno, statuto comunale, modifica e istituzione di carattere civico. Qui la cosa è stata ampiamente dibattuta. Emanuela mi aveva detto, ma anche quel punto, no, questo non lo rimando, io ho detto. Me l'ha chiesto Emanuele, dice, hai compreso quello? No, dico, questo non lo rimando perché mi dispiace, ma siccome è stato ampiamente dibattuto, credo, eccetera, la cosa che avevo detto io, la mia proposta prima della fine del Consiglio, diversamente a quello che era stato fatto dopo che è stato sospeso, a un certo punto è stato sospeso il Consiglio Comunale.
comprese il Consiglio il Consiglio Comunale. Comunale su un punto ben preciso, la residenza, anzi la non residenza. No, e poi c'era il meno pratico E due suggerimenti del segretario Santini. e anche la temporaneità. Perché il segretario aveva detto, lui si era detto 5 anni, il segretario ci aveva un anno, suggerito. avevate parlato di un anno, insomma le conclusioni erano non più due a fare l'anno, perché questo è un suggerimento del segretario, noi siamo messi in monopratico, no? Sì, il segretario Santini ci suggerì Perché è uno e ci studioso di spiegò. storia. Potevano essere Sarebbe corso di... ufficio garante civico con 2 persone istituire l'anno. Ci fu la richiesta di Tornati che doveva essere non residente nel comune di Castagnaio e la temporaneità era di un anno. Io dissi no, io credo, parlare con la mia maggioranza e dissi a questo punto non ci siamo, poi se ne parlò proprio così. Secondo me un termine giusto sono i 3 anni, perché se uno arriva in un anno non fa tempo nemmeno a capire com'è la questione, facciamo 3 anni invece che 5, quindi la temporaneità 3 anni, invece che essere monopratico, l'ufficio dei garanti possono esserci 2 persone, tutte e 2 con le stesse caratteristiche, con le stesse, uno si rivolge uno, si rivolge l'altro, quindi non ce n'è più uno solo e non posso assolutamente, mi sono appena informato, dire che non può essere residente del comune di Castagnaio. Poi sarà una questione di chi sa che non può discutere questo, che non può fare quello, c'è un regolamento apposito, se l'avvocato di Biancastagnaio non possono avere un conflitto di interesse, no? C'è scritto chiaramente, se ci vogliono stare sono queste le condizioni, se non ci vogliono stare, però dire i residenti del comune di Biancastagnaio non ci possono stare, è una cosa che non esisteva. Se posso, lo dico con molta chiarezza, io... D'accordo, se posso intervenire. Allora, i suggerimenti che ci dette il segretario Santini chiaramente sono accettati, quindi accettiamo i suggerimenti. Avevamo anche detto nella stessa sede di inserire i suggerimenti del segretario Santini. Quanto a quello della non residenza, non è che era stata una cosa così campata per l'aria o che Bedini ne è buon testimone, l'avevamo pensata proprio nel timore di una qualche possibile, cioè che nascesse qualche possibile conflitto con i ricorrenti. Ora, è vero, è chiaro, c'è un regolamento e soprattutto c'è una deontologia, atterrà alla deontologia dell'avvocato, insomma, non farsi coinvolgere da eventuali interessi. Anna, ma c'è l'istituto di astenersi poi sono 2, questo già è mai dall'altro, intanto è stato istituito un altro, quindi io volevo soltanto precisare che non è che avessimo in un primo momento pensato così in maniera così astratta o capricciosa, avevamo avuto questo dubbio. Poi il segretario non ci eravamo consentiti con il segretario Santini perché non c'era, quindi lo vedevo subito prima del Consiglio Comunale, quindi non ci furono nemmeno i tempi riconosciuti validi i suggerimenti di Santini e l'altro facciamo che attiene alla deontologia, si possono dire che si andrà da guarda, c'è maggior democrazia, maggior garanzia per il cittadino, perché vuol dire che questo tanto carico proprio ce n'hanno un altro, sì, ma insomma l'avevamo pensata tutti insieme. Se è così non abbiamo cambiato nulla, vi approva, quindi c'è una maggioranza qualificata, è approvato, anche questo l'immediata esecutività. Immediata esecutività? Sì, immediata esecutività. Anche nel conto precedente c'era la possibilità. Cessione, sì. Non abbiamo votato l'immediata possiamo votare sulla cessione dei terreni?
Quarto punto, rinnovazione di contratti di locazione, rata terreno, aree cimiteriali, installazione radio base, telefonia mobile, questa questa è una delibera che viene assunta su specifica istanza della ex Wind Telecomunicazioni, attualmente che facendosi forza di una clausola contrattuale, un vecchio contratto di locazione, ha chiesto una rinegoziazione al ribasso del contratto di locazione dell'antenna che è sita nel cimitero, chiedendo di ridurre l'importo del canone anno da 20.000 euro come era e come fino ad oggi a 12.000. Il Comune ha naturalmente respinto questa richiesta ritenendola troppo onerosa e a seguito di contrattazione abbiamo trovato un accordo per rimodulare il contratto a 15.500 euro annui. Questo è dovuto al fatto che il mercato di queste locazioni si è molto ampliato e quindi diciamo così, si è abbassato il valore della locazione stessa. Il vecchio contratto prevedeva la possibilità di recesso anche unilaterale con preavviso di 6 mesi e il Comune ha ritenuto più opportuno mantenere il contratto d'affitto anche a canoni più bassi per due ordini di motivi. Primo, per non perdere comunque un gettito considerevole di 15.500 all'anno, e poi perché era stata individuata quella sede per l'antenna perché era stata ritenuta la più idonea per evitare danni possibili. Invece in caso contrario, in caso non avessimo accettato, sarebbero qui locali, sarebbero potuto andare sul mercato e trovare dei siti anche privati magari in posizioni più disagevoli per il resto della popolazione. Per questo abbiamo ritenuto opportuno accettare questo accordo con il Comune. Io annuncio l'astensione del gruppo su questa questione, motivandola naturalmente, perché la Wind dice: allora io dimezzo questa cosa, altrimenti me ne vado, altrimenti metto l'antenna da un'altra parte. A me questo sembra un ragionamento capzioso, molto capzioso, perché se la Wind dicesse io trovo un'altra collocazione a 10.000 euro, quindi me ne vado, e ci dice potrebbe anche essere, invece non lo dice. Cioè, a me sembra che sia un modo per fare il ribasso, un modo furbesco e capzioso per fare il ribasso. Perché la Wind, prima di metterla al cimitero, ha chiesto il paese di metterla nei tetti più alti, offrendo anche cifre più alte. Ve lo dico per esperienza diretta, al grattacielo aveva offerto 23.000 euro. Gli abitanti del grattacielo hanno rifiutato la cosa e quindi ha contrattato con l'amministrazione comunale. Ora, quando dice io trovo a molto meno, non c'è molto, ci credo molto, cioè ho molte riserve, perché se va da qualche altro privato, intanto vorrei sapere su quale tetto per coprire, su quale tetto di pianta Stagnaio la mette, su quale tetto privato la mette, perché tolto il grattacielo che è più alto di tutti, se la mette sotto non ha segnale, non ha. Quindi questo ragionamento a mio parere è capzioso ed è un po' ricattatorio. Per cui io, che voi abbiate contrattato, che siate arrivati a 15.500 nel rischio di non prendere nemmeno questi, insomma è una decisione vostra. Noi ci siamo. Che approva? Chi si astiene? Io sarei per proporre quello delle prime case. Ma forse Che è molto più alto, è molto più alto. molto più scoperto.
è molto più alto e molto più scoperto. Punto numero 5, la condizione di servizio funzioni associate, trasferimenti di funzioni e servizi sociali. Avete letto sicuramente tutto il deliberato che è stato fatto a 4 mani, nel senso sia dal comune che dal comune di Castagnaio. Si va, l'avevo detto anche nelle mie precedenti comunicazioni diverse volte, il comune di Castagnaio è carente di servizi sociali del personale. L'intenzione di questa amministrazione, non soltanto per questo servizio ma anche per altri servizi, cercherà in qualche maniera di avvalersi di quelle che sono anche le professionalità che esistono presso i nostri comuni e che, se condivise con gli altri comuni, diventano soltanto un discorso di crescita da parte del personale, ma anche di servizi erogati in maniera più puntuale, più precisa e con maggiore professionalità, per cui riteniamo che questo è il servizio che era stato l'occasione di poterlo immediatamente non trasferire, perché lo faranno per conto del comune di Castagnaio. Quindi non è che noi deleghiamo procurre senza tenerci le nostre caratteristiche, le nostre garanzie. Per essere chiari, c'era stato un dubbio su quello che storicamente è stato il servizio che a Castagnaio era, che è quello il nido, e quando ho chiesto ma il nido che cosa è successo, che era la stessa funzione, ma detto il nido, il regolamento è quello che fa il comune, le tariffe sono quelle che farà il comune, gli orari sono quelli che farà il comune, e loro faranno soltanto il servizio eccetera. Credo che non sia un sacrificio per l'utenza di Castagnaio portarsi da qui e andare all'unione di comuni, anzi potrebbe essere più comodo anche dal punto di vista di locazione e tutto, perché il comune questo certamente non è molto agevole da questo punto di vista, non cambia nulla, tra parentesi ne guadagniamo anche in termini di risorse per il personale, non dico di risorse economiche, per il personale, perché la persona addetta oggi era a tempo pieno qui facendo gli stessi servizi e pagata a tempo pieno, andando alle comuni viene pagata per il 50%, il 50% di questa risorsa ritorna al comune a Castagnaio, che verrà utilizzata comunque sempre nell'ambito del personale, perché se non si va a incrementare altro personale o incrementare altri uffici dove si riscontrerà la maggiore necessità per altri tipi di servizi. Quindi ritengo che su queste operazioni, mentre parlo del quinto punto dell'ordine del giorno, preannuncio, quindi lo dico a voi, poi verrà detta anche ufficialmente al personale, che con il vice sindaco siamo andati a contattare chi fa i corsi per gli enti locali, eccetera. Cominceremo a fare i corsi proprio per il personale di Castagnaio fino a dicembre, vedremo se anche per il prossimo anno, corsi specifici di formazione, ma non soltanto di formazione, proprio di recupero. Una società apposta degli enti locali che fa questo servizio, di capire quali sono le problematiche, entrare nel merito di quello che possono essere. Mi auguro che l'amministrazione pubblica è enormemente cambiata, quindi serve, lo faremo troppo bello, impiegando anche gente risorse negli altri comuni, devo dire, a tutte le nostre impiegate quando vanno a fare corsi. Quando vanno a fare i corsi si trovano indietro, quindi sono in difficoltà rispetto agli altri comuni e quindi si rivede la necessità di fare un discorso del genere. A breve faremo proprio un contratto di formazione per tutti i dipendenti del comune di Castello. Pertanto ritengo che va approvato il Consiglio Comunale e secondo me è un atto necessario che provvederà proprio a un miglioramento dei servizi che il comune possa erogare in seguito.
Quindi chiedo l'approvazione. Si approva. Allora. Anche queste immediatamente dell'unità, grazie. Punto 6 all'ordine del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni. Come ho preannunciato, due mozioni vengono rimandate perché il consigliere Manuele Prolli è assente per motivi di salute, ma ha chiesto di rimandarlo. Io ho già preannunciato qual era la mia intenzione.